Buonasera, benvenuti alla diretta streaming di Basket Catanese per uno speciale molto particolare. Non è uno speciale dell'Epifania, ma oggi facciamo una premiazione online, diciamo, facciamo una cerimonia, tra virgolette, perché in realtà sarà una chiacchierata per celebrare appunto il premio Fodi 2021, ovvero Coach Simone D'Urso. Io sono Roberto Quartarone, sono uno dei tre organizzatori di questo premio e adesso procedo a invitare con noi Flavio Priulla. Ciao Flavio. Ciao, ciao Roberto, ciao a tutti. Buon anno innanzitutto, speriamo che sia un buon anno. Innanzitutto buon anno, esattamente. E Alice Foti. Ciao Alice. Ciao, ciao a tutti. Allora, intanto dobbiamo capire di cosa stiamo parlando. Premio Peppe Foti, perché, cosa stiamo facendo? Flavio, dici tu. Ma questa idea nasce quest'estate, prima ne ho parlato con Roberto, poi Roberto ha parlato, insomma si è messo in contatto con Alice. L'idea era quella di creare un premio in memoria di una persona che non stiamo qui a parlare di Peppe, lo conosciamo tutti, lo conoscono tutti sicuramente chi ci segue, quindi era un premio alla memoria, ma più che altro un premio che serva anche da stimolo a tutto il movimento, soprattutto al movimento degli allenatori giovani, chiamiamoli giovani, ed era quello di associare la figura di Peppe che ha trasmesso così tanta passione, dedizione, devozione alla pallacanestro siciliana e non solo, a trasmettere questo messaggio tramite questo premio agli allenatori che si cimentano in questo mestiere, vuoi come dopolavoro, vuoi anche come professione vera e propria, e cercare di creare un premio che, e questo ci tengo a sottolinearlo, che vada al di là come dire, delle dinamiche politiche, perché così attacchiamo subito con la polemica, delle dinamiche politiche che possono esserci in Sicilia a livello di comitati, eccetera, eccetera. Noi l'idea nostra era quella di dissociare questo premio da qualsiasi legame che sia politico, non me ne vogliano non me ne voglia il presidente e il commissario, non me ne vogliano i futuri presidenti, non me ne vogliano i presidenti e i responsabili del CNA, però grazie a loro che ci hanno supportato e ci hanno patrocinato, però l'idea era quella di fare un premio che vada al di là dei presidenti, delle commissioni, dei comitati, di tutto quello che c'è. Un premio che deve avere, secondo il nostro punto di vista, e penso che sia condivisa questa cosa, deve avere una durata, una vera durata, deve essere un premio quasi perpetuo che anno dopo anno acquisisca un significato sempre più importante. Non anticipiamo niente, noi abbiamo delle idee per il futuro, questo era l'anno zero, il primo step, e l'idea era appunto, come mi ripeto, era quello di collegare a una persona come Peppe la figura di giovani allenatori che intraprendono questo percorso. Esatto, e quindi giovane allenatore, un under 35, Simone D'Urso. Ciao Simone, buonasera. Buonasera a tutti, buonasera, grazie Roberto, grazie Flavio, grazie Alice. Io a quello che ha detto Flavio aggiungo semplicemente che abbiamo scelto noi una rosa di 6 nomi di appunto giovani allenatori e Simone è stato votato dai suoi colleghi, cioè abbiamo attraverso il CNA regionale mandato un'email a tutti gli allenatori siciliani, chi ha voluto partecipare ha partecipato e appunto ha scelto Simone D'Urso davanti a, diciamo, colleghi altrettanto comunque importanti. Simone, intanto qual è stata la tua prima impressione quando hai saputo che hai vinto? No, è assolutamente piacevole. Intanto ho iniziato con un ringraziamento a tutti e tre perché essere stato inserito in questa lista è stato un onore. A priori il discorso poi è andata bene, ho vinto, ma comunque fosse andata sarebbe stato comunque un onore essere inserito in una lista da persone che ne capiscono di pallacanestro e che rappresentano secondo me la pallacanestro un po' a 360 gradi, quindi conoscitori del gioco non solo in termini di essere un allenatore, ma anche di essere un arbitro, di essere un giornalista e di essere anche tanto altro, perché siete tre figure che penso che siete forse tra le più complete all'interno del circuito della pallacanestro locale. È stato un piacere vincere perché sono stato votato da altri allenatori, quindi è ancora più piacevole. È bello essere votati anche, ad esempio, su Basket Catanese sono molto simpatici i sondaggi del personaggio dell'anno ed è bello che a votare sia tutta la platea. Però qui quando invece c'è un premio che viene in qualche modo assegnato dai colleghi è ancora più bello perché avere la stima dei colleghi è una cosa importante che mi dà carica, che mi fa capire che qualcosa di buono in questi 8-9 anni di sacrifici, perché fare l'allenatore di pallacanestro, Flavio lo sa molto meglio di me,
e più sacrifici che soddisfazioni. Ce ne sono tante soddisfazioni, ma veramente i sacrifici che ogni giorno si fanno in palestra, non stiamo parlando di sacrifici nel crescere i ragazzi, perché quello non è un sacrificio, quello è veramente un piacere. Eh, parliamo di altro che Flavio sicuramente sa, ma che anche voi sapete, Roberto e Alice. È una bella soddisfazione poi ricevere questo premio dagli altri, essere in una lista dove ci sono anche dei miei amici, cioè persone che stimo molto, che ho anche potuto conoscere a livello di conoscenze cestistiche. Enrico Famà è uno con cui ci siamo spesso confrontati. C'era Peppone Ferlisi che, oltre che un grandissimo amico mio, è uno dei pochi con cui ho fatto 5-6 videochiamate nel periodo di lockdown a parlare di pallacanestro. E lui, ma non a parlare di pallacanestro, a parlare di pallacanestro video davanti, movimenti dei giocatori di Agrigento per cercare di analizzare un po' la pallacanestro in una maniera un po' più particolare. Quello è stato un lato molto bello di un periodo molto triste, che è quello del lockdown. E poi ricevere un premio che è intitolato a una persona che è stata, secondo me, a livello ovviamente di allenatori, per quello che ho visto in questi 9 anni, è sicuramente la persona che ne sapeva di più di pallacanestro. Non c'è dubbio. Non è una cosa che dico. Io non ho potuto conoscere in maniera concreta il lavoro di Peppe Foti, l'ho potuto vedere da alcuni suoi ragazzi che adesso giocano in Serie C, che ci stanno in pianta stabile, che secondo me ci stanno perché è stato fatto un bel lavoro dietro, perché non sono ragazzi, diciamo così, non sono dotati di un talento naturale, ma di un talento che è stato costruito negli anni, è stato coltivato e hanno anche una intelligenza cestistica secondo me molto alta. Ma poi io alleno un giocatore che secondo me è figlio di un lavoro fatto con Peppe Foti negli anni decisivi, diciamo, di un giocatore nell'ingresso nelle senior, che sono tra i 17 e i 19 anni, che è il periodo in cui un giocatore di pallacanestro capisce esattamente dove può arrivare. Alberto Marzo è il giocatore probabilmente più intelligente di Serie C, e a livello è un allenatore in campo a tutti gli effetti, c'è uno di quelli che se io sbaglio qualcosa so che lui sa che sto sbagliando, quindi uno di quelli di cui avere, tra virgolette, paura, perché ha delle conoscenze molto avanzate ed è grazie a qualcuno che queste conoscenze le ha trasmesse, secondo me in primis è stato Peppe Foti. Che l'ha preso quando era ancora under, praticamente da Jarre, l'ha portato in C1, è diventato poi il capitano della squadra che E tra ha l'altro gli ha fatto anche anche le insegnato a finali. tirare, che era una cosa molto complessa, perché con quel tiro tutto storto che aveva, e lui mi raccontava di un po' di lavori che faceva da Cireale, che lo metteva lì a tirare senza neanche toccare il ferro, la palla doveva entrare a ciuffo. E poi queste sono le belle cose che sentendo uno può andare a farsi anche un'idea della persona che è stata, perché io non ho avuto il piacere e l'onore di lavorarci insieme. Ci ho giocato qualche volta contro, però ovviamente è difficile valutare un collega da una partita, 2 partite, 5 partite. Flavio, secondo te qual è la difficoltà per un allenatore under 35 oggi? Cioè, rivedi un pochino quello che è il percorso di Simone nel tuo quando eri più giovane o qualcosa di diverso? Ma guarda, cioè, io non credo che possiamo scindere le difficoltà tra un allenatore under 35 e un allenatore over 35. È ovvio che un allenatore giovane con un minor, tra virgolette, background fa più fatica a farsi, ad affermarsi, a farsi conoscere, però non vedo questa differenza perché io porto sempre l'esempio, per esempio, di Gianluca Tucci. Gianluca Tucci ha iniziato a allenare a 20 anni, cioè quindi a 35 era già maturo, cioè aveva 15 anni di esperienza. Più che altro il problema è a monte, cioè quello che in questo momento dove i risultati, soprattutto nei campionati di Serie C Silver, C Gold, sono importanti solo per pochissime squadre, le altre squadre hanno la possibilità anche di investire, sperimentare, perdere per crescere. È importante che le società diano fiducia ai propri allenatori, e in questo caso sì, a quelli più giovani, per poter crescere, poter sbagliare, per poter commettere errori, senza quella spada di Damocle addosso che è la possibilità di essere mandato a casa. Cioè, onestamente, quando abbiamo fatto tra virgolette, la cernita dei giovani allenatori in Sicilia, abbiamo fatto fatica a trovare un grandissimo numero di ragazzi che lavorano nei vari settori giovanili, che lavorano nelle società di Serie C, C Gold, C Silver, serie B. E questo è un dato secondo me preoccupante, perché io faccio parte di una generazione in cui soltanto dalla mia città
c'è stato un momento in cui eravamo 4-5 allenatori nazionali, io, Ugo Dugarello, Valerio Napoli e qualcun altro, per citare due o tre nomi, ma cioè, c'era un movimento di giovani allenatori molto più consistente. Beh, questo era dovuto anche al fatto che le società sembra investissero sul prodotto locale, sugli allenatori locali, invogliandoli a crescere, a studiare, a formarsi e dando spazio. Oggi, non essendoci grandissime come dire, risorse, è vero, risorse economiche, queste secondo me più che andare a prendere, parlo io che vivo all'estero, più di andare a prendere giocatori stranieri, forse è bene rinunciare a qualche giocatore straniero che è vero che dà qualità ai gruppi, però investire di più su dirigenti, allenatori, settore giovanile, a livello di allenatori di settore giovanile, perché poi sono loro quelli che portano i ragazzi in palestra, perché poi sono loro quelli che lavorano sui ragazzi, sul prodotto locale e anche su giocatori che anche a livelli di minors lo fanno come dire, come professione, hanno bisogno di allenatori preparati, capaci, che ci mettano passione, che non vadano all'allenamento solo per alzare la palla e fare il 5-5. Quindi, Simone, come la vedi secondo me quello la che dice difficoltà sono Flavio? Secondo me è molto interessante quello che sta dicendo, soprattutto a quelle. livello di investimento su le risorse, sulle persone, come No, l'importanza sul, di avere le persone giuste, i collaboratori giusti nella società. ma sul discorso dei giovani allenatori, già ad esempio io e te Roberto ne abbiamo qualche volta parlato anche in privato. Siamo pochi gli allenatori giovani e spesso io ho l'impressione anche di emergere sia per mie capacità, sicuramente le avrò, ma anche perché non ci sono tantissimi competitors, cioè siamo veramente pochi gli allenatori che lo facciamo con passione, magari un po' di più, ma che si vede che vogliamo approfondire un po' di più. Nei corsi che ho fatto, nei corsi nazionali, fondamentalmente non ho ritrovato quasi mai ragazzi della Sicilia. Ho ritrovato 2 persone della Sicilia, più Ignazio che l'ha fatto con me, ed era una cosa strana che 2 persone di Giarre facessero il corso nazionale, perché fondamentalmente poi eravamo 4 della Sicilia in quell'anno. E quindi in questo c'è un grosso problema vuol dire nella gestione, forse nella gestione delle società, forse non siamo bravi noi a un certo punto anche a indirizzare alcuni ragazzi se li vediamo particolarmente propensi a quel tipo di carriera. È importante che ai ragazzi a 17-18 anni, è come il discorso che ho fatto prima per Alberto, li si indirizzi un po', cioè si capisca realmente cosa possono fare per la pallacanestro. La pallacanestro non è solamente fare il giocatore di pallacanestro, la pallacanestro può essere fare l'arbitro, un modo di vedere la pallacanestro secondo me da un altro mondo, ed è una roba importantissima, cioè veramente apre gli occhi. La pallacanestro è fare il dirigente, perché ad oggi fare il dirigente sembra che è una cosa, quello più scarso a giocare, magari fa il dirigente, non è così, è una roba in cui ci vuole anche lì un'applicazione mentale, un'attenzione, poi al giorno d'oggi con tutta la burocrazia che c'è, dovuta anche al momento, è ancora più complesso. Andare a indirizzare i ragazzi verso questo bel percorso non è una cosa che farebbe male al movimento. Avere più allenatori che vanno a fare poi un corso fuori, perché andare a fare un corso come quello che ho fatto a Roseta, a Martina Franca, ti fa un attimo vedere un'altra cosa. Cioè tu dimentichi, ho fatto un bellissimo corso di allenatore di base con Piero Musumeci, però poi arrivi al corso di allenatore e scopri che è altro. Cioè Il livello completamente il target con cui ti confronti, quindi i colleghi, i formatori. Ho fatto il corso con Ponticello, con gente che lì potevi stare a ascoltarla veramente un giorno, 2 giorni a parlare e potevi solamente imparare. Sarebbe importante che ce ne fossero di più ragazzi che riescono a fare questo percorso. C'è anche un problema poi di accessibilità a livello economico a questi corsi, perché per noi che siamo nella Sicilia, i 2 corsi allenatori che abbiamo fatto con Ignazio, ci siamo divisi casa, ci siamo divisi spese di viaggio, ci sono stati quasi 3.000 euro, perché sono stati 15 giorni il primo anno e 15 giorni il secondo anno, casa, macchina per spostarsi. È una cosa che non è semplice, per un ragazzo che poi magari guadagna 150 euro per allenare un gruppo giovanile, capisci che ci vuole un anno di allenamenti per ripagarsi il corso d'estate. Quindi bisogna essere a un certo punto folli. Ignazio me lo diceva sempre, io sono un folle, però al piacere, si vede che c'era una voglia di imparare, nonostante magari non fosse più giovanissimo quando siamo andati a farlo, c'è una voglia di imparare che va oltre, e quindi anche quella spesa per noi diventava una spesa da fare con piacere.
capisco che non può essere così semplice per un ragazzo di 22-23 anni che magari ha finito il corso allenatore di base da 2 anni, vorrebbe provare un salto di qualità. Giustamente. Cambiamo un attimo registro. Alice, tu come la vedi Simone da arbitro? Quante volte l'hai arbitrato e cosa gli puoi dire? Quanti tecnici gli hai dato soprattutto? Quanti tecnici? No, non lo so. No, non Zero. penso di averne dati tanti, non sono una che dà Zero. di tecnici. Qualche richiamo me lo Richiamo, ricordo, sì, ma vabbè. tecnico effettivamente zero. Poi negli ultimi anni sono stato molto buono, mi sembra di non averne mai presi gli ultimi 3 anni. No, ma lui, cioè, a parte che è piacevole anche confrontarsi con lui, perché comunque c'è uno che ne sa molto e quindi anche le osservazioni che fa servono a noi arbitri per crescere, perché anche qui è un mondo, siamo tutti collegati e se non ci aiutiamo tra di noi, nessuno in nessun campo riesce a crescere in toto, secondo me. Quindi il confronto è fondamentale. No, lui è tranquillo da questo punto di vista. Va bene. Quindi prossima partita espulso diretto, facciamo Sì, così. si prepara Assolutamente. Simone. Così, gratuitamente proprio, tanto per farlo. Giusto per cambiare. Esatto. Vi do un paio di numeri perché ovviamente io se non mi proverò i numeri non sono felice. Simone, non so se sai che la partita contro Agrigento è stata la tua 150esima da capo allenatore senior. Già hai fatto Tu queste cose 150 partite. non me le devi mai dire. Quando sono traguardi che spingono, non me li devi porta mai sfiga, dire. lì, Quando il porta premio sfiga. è under, tu dimmelo, ma quando è roba... No, ma poi D'anzianità. porta sfiga, Sì, perché speriamo di no. Posso Dai. dirti però che allora, vediamo se adesso tu devi smentirmi. Come vittorie, sicuramente la promozione 2018-2019, quando hai fatto in tandem con Ignazio, l'allenatore del GIAR di promozione, è la tua vittoria migliore probabilmente a livello di risultato, o sbaglio? Non hai vinto altri campionati, È anche stata, giovanili? sì, no, quello è stato uno dei momenti più piacevoli perché è come se avessimo veramente quasi programmato tutto in quel triennio. Primo anno di promozione con i ragazzi 14, 15, 16 anni, approccio alla promozione, bastonate a inizio campionato, meno 50 a Ragusa la prima partita, vittoria in casa ritorno, cioè per capire quanto stessero crescendo velocemente grazie a questa scelta. Secondo anno, semifinale di promozione. Terzo anno abbiamo detto, ragazzi, ora non continuiamo questa storia del dovete fare esperienza. Avete fatto 2 anni di esperienza, vediamo ora se riusciamo anche a vincere, cioè vediamo se tutto quello che abbiamo fatto in questi anni porta a qualcosa, porta a una crescita. Ed è stato così grazie anche all'ingresso di Kanté nell'ultimo anno che ci ha dato una grossa mano, perché sennò eravamo sempre la banda dei sette nani il playmaker che che marcava Gigi Russo l'anno prima. E siamo riusciti in questo traguardo. Però un'altra partita molto bella che ricordo, anzi forse quella che io ricordo con più emozione, è stata Acireale Basket Giarre di Under 17. Per quanto possa sembrare una cosa strana, è l'anno che siamo riusciti ad arrivare, è proprio la partita giocata contro Peppe Foti. Ed è la partita che noi abbiamo vinto da Cireale 53-54, se non sbaglio, punteggio molto basso, ma partita bellissima perché i ragazzi in campo intanto la sentivano tanto e non c'è stato nulla in campo che andasse oltre, mentre con altre squadre purtroppo c'erano spesso nei campionati giovanili sempre un po' di discussioni. Con Acirale mi ricordo quella partita, i ragazzi agguerritissimi e poi a fine partita il pane bianco che si dava la mano con Leonardi, cioè una bellissima situazione nonostante un finale punto a punto, sorpasso di Acireale a 10 secondi dal termine, canestro di Nico allo scadere, di tabellonata all'Archimede, proprio tabellonata di quelle All'Archimede, da me lo ricordo, campetto. bellissimo. Sì. E quella è stata una bella, perché ho visto negli occhi dei ragazzi un'emozione unica e siccome questo gruppo, il gruppo 99, ha sempre guardato sia i ragazzi di Acireale che quelli di Gravina con grande ammirazione, perché erano ragazzi che da piccoli giocavano a un livello superiore, facevano anche campioni di eccellenze e sentivo nei miei sempre quella voglia di provare a misurarsi, riuscire a arrivare lì, perché poi una partita che finisce 53-54 è l'immagine che le due squadre hanno lottato, hanno dato tutte, non ce n'è una più forte e una più debole. E poi non riusciamo a accedere ai quarti di finale regionali contro Barcellona, mi sembra che giochiamo quell'anno. Quella è stata una bella partita, veramente ricordo a livello di emozione, al di là per cosa si giocava, per nulla fondamentalmente. Però anche quel giocare in quella maniera, con quella passione, con quello spirito, secondo me a volte vale di più anche di una vittoria in un campionato senior, di un playoff o qualcosa del genere.
Forse anche perché il lavoro con i giovani, appunto, come dicevi anche tu prima, non è Perché sacrificio, ma è c'era un qualcosa in più. lavoro con i giovani fatto da tutti e due i lati, cioè si vedeva che tutte e due le squadre erano squadre che fisicamente non avevano nulla, perché Acireale c'aveva Pane Bianco, Pulisano, Cerame, Pulvirenti, cioè, ragazzi, però nonostante tutto il livello tecnico molto alto secondo me, rispetto a quello che sto vedendo ad esempio quest'anno in Under 16, anche se non hanno più piccolo, ancora un livello tecnico superiore. Purtroppo oggi sto vedendo un grosso calo a livello di fondamentali in queste fasce d'età, come se qualcosa stia un attimo saltando a discapito della fisicità, dell'atletismo, probabilmente la direzione verso cui va la pallacanestro, quindi è inutile che qua facciamo poi tutti questi... Però è un peccato che i giocatori debbano essere solamente dei cavalli pazzi e non delle menti. Ma non è per il Covid, quindi tu dici in generale è una tendenza che sta andando verso... Secondo me sì, si sta andando in una direzione, quindi non voglio dire né che si sta esasperando una cosa a discapito di un'altra, però si sta andando in una direzione, vedremo se poi tra 10 anni sarà ancora questo il trend, probabilmente sì. Flavio, che ne pensi di questo, invece di disamina di Coach D'Urso? No, questo diciamo, percorso da parte dei giocatori nel curare più l'aspetto fisico e atletico è già da un po' di anni che si vede. Molti giocatori lavorano molto dal punto di vista fisico, dal punto di vista atletico. Non trascurano, secondo me non trascurano il lavoro tecnico, però oggi con la pallacanestro di oggi anche a livelli di minors l'impatto fisico e l'impatto atletico è molto molto importante. Poi molti lavori sono molto funzionali a livello individuale, sia con la palla che senza palla, quindi c'è questo andamento da un po' di anni. È pur vero che poi devono saper giocare, cioè devono saper stare in campo, cioè la conoscenza tecnico-tattica del gioco poi se non è associata alla qualità fisico-atletica o viceversa, non produce grandi risultati. Lì ribadisco, lì poi è importante il lavoro dell'allenatore, dell'insegnante soprattutto. Quindi cioè, è ovvio che a livello già a 15-16 anni si lavora molto di più sugli aspetti atletici, sull'aspetto fisico rispetto a 10-15 anni fa, ma è pur vero che spesso l'allenatore giovanile dovrebbe lavorare in simbiosi con i preparatori fisici laddove c'è il preparatore fisico, oppure cercare di creare quelle situazioni in cui si sviluppa anche l'aspetto tecnico, l'aspetto tattico del giocatore. Però questa è obiettivamente è una direzione che si è presa da un bel po' di anni, perché poi più si alza il livello e più l'aspetto fisico e l'aspetto atletico diventa fondamentale. Quindi c'è questo indirizzo. È pur vero che i tipi di lavoro sono cambiati tantissimo, perché molti preparatori fisici lavorano molto con la palla, lavorano molto con esercizi o riproduzioni di gesti tecnici nello specifico. Quindi sotto questo punto di vista c'è questo cambiamento, però ogni tanto si tende a tralasciare un po' l'aspetto non tanto proprio tecnico individuale, ma soprattutto la conoscenza tattica, cioè la capacità del giocatore di saper reagire alle varie situazioni che gli offre il gioco. E come tutti sappiamo, qui non mettiamoci a fare clinic, però sappiamo benissimo che nella pallacanestro ogni azione è imprevedibile, cioè, quindi deve avere la capacità di saper reagire sbagliando o azzeccando la soluzione, ma deve avere la capacità di saper reagire. E su quello ogni tanto alcuni giocatori obiettivamente non sono pronti. Dopo aver parlato un pochino anche di tattica, di tecnica, di allenamento in generale, andiamo Infatti, sull'attualità. Volevo chiederti, Simone, per quanto riguarda questa stagione di C-Silver, finora 8 vittorie e una sconfitta per voi, primo posto in coabitazione con l'Alfa, in questo girone azzurro di C-Silver, come stai vedendo la tua squadra? Non ti chiedo il resto del campionato perché non mi risponderai, però ti chiedo la tua squadra e ci vuoi dire un pochino come No, vedi, bene, bene. ragazzi. Bene, abbiamo lavorato benissimo, soprattutto i primi 2 mesi, 2 mesi e mezzo, abbiamo lavorato come non avevamo mai lavorato in passato, per un discorso di squadra ben costruita ad agosto,
persone molto, molto disponibili, molto affiatate, una facilità nel fare tutto veramente incredibile. Poi purtroppo ci sono stati quei piccoli incidenti di percorso, l'infortunio di Kalim prima, l'infortunio di Gabriele dopo. Questo un attimo ci ha frenato, più che altro perché è tutta dal secondo infortunio in poi, c'è quello di Gabriele, e poi tutto si è cominciato a incastrare anche con la situazione nuovamente della pandemia. Questi casi, noi non abbiamo avuto nessun caso di Covid di squadra, però abbiamo avuto spesso giocatori assenti perché sono in isolamento o per sicurezza o perché hanno un po' di tosse o perché hanno qualche altro piccolo infortunio, questo extra. Nell'ultimo mese un pochettino eravamo calati. Io ci tengo tantissimo al lavoro in settimana. Penso di avere su questo una malattia. Se noi arriviamo la domenica vinciamo, ma in settimana non abbiamo lavorato, non abbiamo lavorato bene, non abbiamo lavorato a ritmi alti. Io lo stesso mi passo una brutta serata la domenica. Cioè, sono convinto di aver fatto un lavoro a metà, perché prima o poi verrà fuori il fatto che se tu non lavori per un periodo, alla fine crolli. E noi in questo siamo fortunatissimi, perché siamo una squadra che siamo partiti in 14, perché abbiamo un under 19 da cui possiamo sempre attingere. Penso che ci sono tante squadre che invece hanno delle serie difficoltà purtroppo ad allenarsi in settimana in 10. Io a volte mi sento quasi un viziato quando mi lamento perché siamo 11 all'allenamento e quindi il 3 contro 3 non si può fare, il 4 contro 4 non si può fare, e il 5 contro 5 è contato. Però penso che in fondo a questo livello siamo fortunati perché ci sono squadre che hanno a che fare con delle situazioni molto più complesse, e negli anni passati anche squadre che hanno fatto grossi risultati in Serie C. Sapevo che si allenavano in settimana in 8, in 7, che non provavano solamente i giochi in 5 contro 0, non riuscivano mai a giocare. Questa è una cosa Ogni che a me riferimento fa... a persone presenti è puramente casuale. No, non lo so in particolare le situazioni. Allora, la Flavic aveva 2 squadroni, gli anni che io sono stato contro, erano squadre che io guardavo col cannocchiale quando c'erano, quindi poi non so però se in settimana c'erano anche lì queste difficoltà, L'anno di Bagheria sì, il secondo anno di Bagheria sì. ma penso che in generale in tutti i posti dove non c'è un under Sì. 19 strutturata diventa complesso, perché tu puoi costruire Esatto. una prima squadra con 10 giocatori, ma durante la settimana avrai sempre uno che No. manca a giro, avrai poi l'infortunio di turno, ci deve essere per forza. Noi Sì, sì. fortunatamente l'Under 19 ce l'abbiamo, però abbiamo avuto anche un po' di casi che hanno fatto un po' scemare il lavoro. Sempre parlo di uno scemare il lavoro rispetto a uno standard che per me era altissimo. A ottobre noi stavamo lavorando veramente, veramente bene. Quindi Alice io direi, abbiamo detto passione e ce l'abbiamo, lavoro in palestra ce l'abbiamo, formazione ce l'abbiamo, quindi la scelta a questo punto degli allenatori possiamo dire che è stata giusta. Sì, Non dai. Ma secondo me sì, ci abbiamo azzeccato. Sono Ok. stati bravi i colleghi. Sono stati bravi i votanti. Esatto, Sì, ma esatto. poi anche il dato del numero dei votanti, secondo me, è un dato importante, perché quanti erano? 57-58 allenatori, se non sbaglio, no? Sì, sto vedendo in questo momento i risultati, erano 21 voti per Simone su 57 votanti, secondo è stato Liliano Sant'Ambrogio di Reggio Calabria, terzo Peppone Ferlisi, quarto Famà, quinto Biondo Sì. e Marco Busco poi Sì, ma l'ultimo dico e sesto. 58 quest'anno, come prima edizione, 58 colleghi che hanno votato, secondo me, cioè, è un dato importante. È un dato importante perché questo vuol dire che comunque gli allenatori siciliani si seguono, si conoscono, hanno un rispetto dei colleghi. Non sembra a volte, però conosco un bel po' di persone, conosco soprattutto quelli un po' più grandi, e so che è gente che segue tutto, che segue tutti gli allenatori, segue tutti i gruppi, segue tutte le squadre. Questo è importante. Il consiglio che gli do a Simone è quello che ogni volta che ha la possibilità di confrontarsi con un allenatore più esperto, fallo. Io ho l'esempio, questa è una cosa che mi è rimasta dentro. Io conosco Pippo Sidoti da 30 anni. Siamo stati, cioè, Trapani, Patti, cioè i derby, non ve lo dico, cioè, erano delle guerre, ma stiamo parlando dei tempi del 98-99, quando io facevo finta di giocare ed ero in panchina con la Serie B, o prima a Paceco. E negli anni c'è sempre stata molta rivalità. Eppure quando io sono diventato, il primo anno che ho fatto il capo allenatore è stato a Patti.
il mio primo anno è stato a Patti e Pippo era a Barcellona e ho avuto un anno difficilissimo perché sbagliamo la squadra, non avevamo una squadra con molti locali che erano quasi alla prima esperienza. Vedi, Bolletta aveva 16 anni e lo facemmo esordire in Serie C, c'era Marco Busco, c'erano dei ragazzi di Patti e 2-3 ragazzi da fuori. C'era Ivan Stuppia, Alessandro, adesso mi viene il nome, che gioca a San Filippo, ha giocato negli ultimi anni a San Filippo, il playmaker Toto. Alessandro Toto, insomma tutti i ragazzi. C'è stato un momento critico della stagione dove Pippo, che era a Barcellona, mi è stato molto molto vicino, e da allora ogni volta che abbiamo giocato contro, ma non solo, ma soprattutto ogni volta che abbiamo giocato contro, derby, Cefalù-Patti, Trapani-Patti, qualsiasi, noi fino a 10 minuti prima dell'inizio della partita eravamo a centrocampo a parlare di pallacanestro. Bellissimo. Sempre. Finita la partita, lo conosciamo Pippo, finita la partita, dopo i 10 minuti di caldo eravamo fuori a parlare di pallacanestro. E io ho sempre chiesto consigli, ma non faccio l'esempio di Pippo, ma l'ho fatto anche con tantissimi allenatori, perché secondo me il confronto è ovvio che ognuno di noi vuole vincere, cioè scende in campo per vincere. Il confronto tra i colleghi è una forma di rispetto e di dialogo e soprattutto di coesione, perché quello che manca nel nostro mondo e soprattutto a livello siciliano è la coesione tra noi allenatori. Si è perso negli ultimi anni questa cosa, cioè perché vuoi la pandemia, ma non solo la pandemia, vuoi altro, le riunioni non sono più quelle di prima, i PAO non sono più quelli di prima, quindi non c'è più questa possibilità di inserirsi, di incontrarsi, di confrontarsi, eccetera, eccetera. Allora gli unici momenti rimangono il pre e il dopo partita, o durante la settimana il sentirsi per dire: senti, ma hai giocato contro questa squadra, ma come l'hai vista? Però il confronto è fondamentale. Secondo me il confronto è fondamentale per tanti motivi, non solo per una crescita tecnica, ma anche per una questione di coesione e come dire, di creare proprio quell'atmosfera che poi ci aiuta a far crescere tutto il movimento, perché dirigenti se ne accorgono se gli allenatori sono coesi, sia d'inverno che soprattutto d'estate. Quindi questo per me è fondamentale. Dando un'occhiata ai commenti, ci hanno fatto vedere un paio, qua ti fanno i complimenti tante persone. Enzo Di Maria, che è il dirigente appunto del Basket Jar, con distinguato grande capacità di visione a 360 gradi nel mondo del basket, diventerà un grande. Torrisi, poi qualcuno che ti critica, qua un certo Ciaurella, che non so chi sia questa persona, che dice che non sei giovane. Pippo Munafò, e infine il tuo assistant coach, che è stato anche tuo allenatore, Ignazio D'Angelo, che salutiamo, che saluta tutti quanti. Assolutamente. Grazie Ignazio, un abbraccio. Io mi vorrei ricollegare un attimo a quello che ha detto Flavio, proprio in maniera volante, Roberto, perché ho anche scritto un post di ringraziamenti quando mi è stato assegnato il premio, su questo discorso del fare squadra tra allenatori. Penso che sia una cosa molto importante, cioè una cosa su cui un po' tutti dobbiamo riflettere nei prossimi anni. Io in primis, che ad esempio sono cambiato molto rispetto ai primi anni, nel modo di comportarmi con gli altri e soprattutto nel non essere precipitoso nel giudicare. Un grosso problema che avevo anch'io nei primi anni era catalogare gli allenatori come se io conoscessi gli allenatori. Questa è una cosa purtroppo che tendiamo a fare un po' tutti e ci deve spingere a riflettere. Non ci sono allenatori bravi, allenatori scarsi o allenatori che giocano benissimo, perché noi vediamo una partita. Per conoscere un allenatore intanto lo devi vedere lavorare in settimana, devi conoscere i suoi giocatori, quelli con cui ha lavorato per anni. È molto difficile, secondo me, valutare un allenatore, per cui sarebbe forse meglio non valutare gli allenatori, ma parlare con gli allenatori, quello che ha detto Flavio, cioè scambiare due chiacchiere su una cosa, e magari una parola di un altro allenatore ti illumina, perché ti esce fuori un discorso sull'1 contro 1 senza palla, su una cosa che non avevi mai analizzato. Bene, ti devi fermare a quello, senza dire mi sta parlando di questo, allora è bravo, no? Perché può essere anche mi sta parlando di questo perché l'ha sentito e basta. Quindi di andare un po' oltre questi pregiudizi che abbiamo, anche questo, ad esempio, c'è questa lista, siamo 6 persone, però non siamo 6 persone in competizione, siamo 6 persone, probabilmente eravamo anche di più, siamo 6 giovani allenatori, 6 giovani allenatori che sono stati votati dagli altri, ma 6 giovani allenatori che dobbiamo tutti e 6 dare qualcosa al movimento, dare tutti e 6 qualcosa all'altro,
Per questo ho fatto l'esempio ho parlato di Peppone Ferlisi, perché è uno di quelli con cui ho avuto il piacere di... Ma io, ad esempio, lui è uno di quelli che ora sto cominciando a conoscere realmente e penso che sia una persona molto preparata. Non so se poi è un bravo o un cattivo allenatore, perché lo dovrei vedere con i suoi ragazzi, lo dovrei vedere all'azione, però sicuramente è una persona molto competente, una persona che si mette lì, si guarda il video, si analizza, vuole analizzare la pallacanestro, vuole perdere tempo nella pallacanestro, cioè dedicare del tempo alla pallacanestro. E questa è la cosa più bella. Se facessimo tutti un po' più squadra, magari aiutiamo un comitato regionale che secondo me non sta benissimo in termini politici, in termini tecnici, in termini da campo, in termini di qualsiasi cosa. È un comitato che ha bisogno di fare un salto di qualità. Noi siamo la base, se ci mettiamo qualche mezzo in più, forse fra 10 anni cominceremo a vedere la luce. Tutti insieme, esattamente, cercando di essere quanto più uniti possibile. Va bene, io vi ringrazio per questa bella serata. Per concludere, darei la parola appunto ad Alice e Flavio per chiudere. Rimandiamo l'appuntamento ovviamente alla premiazione in campo, speriamo di farla presto, Simone, cerchiamo di organizzare con Gianni Di Bella, che non aspetta altro che gli facciamo sapere quando potremo esserci. Ci organizzeremo chiaramente per poterti premiare di presenza. Dunque, Alice, Flavio, Simone se vuoi, e poi chiudiamo. Io ringrazio voi, ringrazio tutti i votanti, è stato un onore, un piacere prendere parte a questa gara non gara, diciamo. Quindi niente, sarebbe stato orgoglioso mio papà. Un bacio a tutti. Flavio? Io ringrazio lo staff del premio Foti, perché siamo uno staff, no? Anche perché la commissione, diceva qualcuno. L'aneddoto è che un amico in comune con Peppe, socio, che è Luca, mi disse, quando gli ho parlato di questo premio, Scipioni mi disse, ma dovete creare però un comitato, cioè un dirigente, un allenatore, un giornalista, un arbitro. Io gliela buttai ad Alice, gli disse, Alice ha detto che l'arbitro c'è, l'allenatore c'è, il giornalista c'è, il comitato c'è. Ci siamo. quindi è stato veramente un piacere e ci metteremo subito all'opera per creare per la prossima edizione, e penso che avremo qualche idea in più, sperando insomma di poter dare questo premio e di fare queste riunioni non solo a livello via internet, ma soprattutto di presenza. Quindi ribadisco, ringrazio tutti e faccio un grossissimo in bocca al lupo a Simone e a tutti gli allenatori giovani siciliani, sperando che sia un anno, si dice sempre ricco di soddisfazioni, io dico che speriamo sempre sia un anno diverso da quello precedente, diverso perché la diversità porta sempre delle novità, quindi poi le novità positive o negative, se ce le meritiamo o meno, ce le ritroveremo. Quindi io vi seguirò come sempre dall'estero, aspetto, siete sempre graditi ospiti quando volete venirvi a fare un giro. Un abbraccio a tutti e grazie di nuovo. Simone, per chiudere, intanto l'ultima cosa volevo dire io su Simone, che comunque, come lui sa, ho grandissima stima sua e sono stato veramente molto felice quando gli allenatori hanno scelto lui come nome, quindi sono veramente molto molto felice di questa cosa. Simone, per chiudere, e ci salutiamo. Grazie Roberto, grazie a tutti, e ovviamente un ringraziamento va anche a Peppe Foti, non solo per l'eredità tecnica che ci ha lasciato, ma anche per l'eredità umana che ci ha lasciato, perché oltre a Alice ci sono Ettore e Costanza che alla pallacanestro stanno dando tanto, hanno dato tanto. Ora forse Ettore ho capito qualcosina in meno, però 3 ragazzi tutti in gambe, 3 ragazzi del papà in realtà. lo so, abbiamo fatto noi una chiacchierata anche con lui, 3 ragazzi in gamba che fanno bene alla pallacanestro siciliana. Bene, grazie a tutti, un buon anno e una buona serata. Arrivederci. Buona serata a tutti. Ciao.